Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti un 23enne della provincia di Vibo Valentia. L'uomo, che era diretto in Sicilia a bordo di un'autovettura utilitaria, è stato sottoposto nell'area dell'Imbarcaderi ad un ordinario controllo di polizia dai finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni. Nell'auto perquisita sono stati scoperti 2 doppi fondi in cui erano occultati 5 panetti di cocaina dal peso complessivo di 6 kg. Lo stupefacente immesso sul mercato avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa 400.000 euro. È stata recuperata la scatola nera del velivolo caduto la settimana scorsa a pochi chilometri dallo scalo di Trapani Birgi. Sull'incidente che ha causato la morte del pilota Fabio Altruda indagano la Procura di Trapani e l'Aeronautica Militare. L'esame della scatola nera dovrebbe aiutare gli investigatori a chiarire le cause del disastro aereo. Un barchino di 7 metri con a bordo 46 migranti è affondato poco prima dell'arrivo dei soccorsi da parte della Guardia Costiera. Fortunatamente non risultano vittime o dispersi questa volta al largo di Lampedusa. Tutte le persone, fra cui 11 donne e 3 minori partite da Sfax ieri mattina, sono state salvate. Intanto la scorsa notte 109 migranti sono arrivati sull'isola con 3 diversi barchini. Tutti sono stati portati all'hotspot, dove al momento ci sono 1.304 ospiti a fronte di una capienza per poco meno di 400 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, 110 verranno imbarcati sul traghetto di linea veronese che arriverà in serata a Porto Empedocle. Era finito ai domiciliari un 42enne di Via Grande, in provincia di Catania, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo 3 giorni però è finito in carcere. L'uomo si sarebbe reso responsabile di continui episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti del padre e della madre, rispettivamente di 71 e 64 anni. Il 42enne maltrattava i genitori per avere in cambio i soldi per acquistare della droga. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.